Sulle note di Genova-Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, presentata in anteprima al Ferraris, vediamo il bentornato in studio, vince il Napoli 2-0 al Ferraris contro il Genoa, i gol dei cambi di Allegri, De Bruyne e Vergara, un po' di tensione nel finale perché il Genoa reclamava sul primo gol di De Bruyne, ne parliamo tra poco con Stefano Borghi. Ben ritrovati. Pilli Costa Curta. Buonasera. Walter Zenga. Buonasera. Ciao intanto, ben ritrovati. Vi chiedo subito che partita è stata, poi andiamo a vedere anche gli episodi perché come vi dicevo il primo gol, quello che poi ha sbloccato la partita, ha creato un po' di tensione nel finale. Stefano, partiamo da te andandolo anche a rivedere. È stata una partita complicata per il Napoli, primo tempo con difficoltà, soprattutto la prima metà di primo tempo il Genoa con grande intensità l'ha pressato, faceva fatica a uscire, per cui non è stato sicuramente un esordio morbido. Poi Genoa man mano è sceso in intensità, si è abbassato e quello di cui parlavamo nel prepartita, la rosa del Napoli. Comunque tu hai in panchina uno come De Bruyne, lo stesso Vergara, che secondo me è un giocatore che ha delle cose, è un giocatore che merita dello spazio, entrano, la decidono, ci sono un po' di polemiche, ma va bene il risultato perché le cose non si erano messe benissimo. Billy e Walter, un commento veloce, poi andiamo a sentire le voci dal campo. No, credo che abbia detto bene. Io mi ricordo che la prima giornata, quando alla fine, l'ultima mezz'ora, mettevano dentro gli altri, davano sempre il doppio. Credo che Max lo sapesse, abbia fatto bene i cambi e ha cambiato la partita. Niente da aggiungere, hanno già detto tutto loro. Intanto lo vedete, il Cagliari ha battuto il Parma 1-0, gol di Romano, parleremo tra poco anche con i nostri inviati. Bravo Intanto... Nosotti sul Romano. Esatto, esatto. E avremo proprio Marco Nosotti con noi anche tra poco per le voci protagonisti. Intanto i protagonisti De Bruyne e Rachmani con Massimo Golini. I'm happy, No, I think it was a difficult game, especially in the beginning. I think after 20-25 minutes, the team started to control, and I think in the second half we were pushing good. And then obviously we scored the 2 goals in the end, so nice to start with a victory, keep a clean sheet, so well done. È stata una vittoria importante, contento di aver segnato, ovviamente di aver vinto questa prima partita della stagione. Abbiamo cominciato con qualche difficoltà, poi però insomma siamo cresciuti e ne siamo venuti fuori. Siete venuti fuori anche perché avete saputo reggere l'urto, la pressione del Genoa nei primi minuti della partita. Sì, sapevamo dall'inizio che sarà così, una partita difficile, una partita combattuta, se non riesci a tenere la palla quando fanno pressione alta, allora sarebbe difficile come è stato il primo tempo. Però alla fine abbiamo portato 3 punti a casa, quello è più importante. Kevin, everyone waiting for you. Now you arrive in time, right in time. Tutti quanti ti aspettavano, sei arrivato puntuale, giusto, con un gol, contento? Last year was difficult, to have a surgery like this, be out for 5 months. It disrupted the whole season. I think I started okay last year. But then it was just difficult, to come back in March when everybody is in top form is really hard. And, I've only been here for 2 weeks because of the World Cup, but I think I'm doing well and I'm trying to help the team. And, I hope to have an injury-free season and I hope I can enjoy my football. Spero ovviamente di non avere più infortuni, è stato un anno complicato, 6 mesi fuori, poi il mondiale, però insomma sta trovando una buona condizione. Indicazioni diverse rispetto alle passate stagioni, una solidità difensiva, equilibrio, cosa c'è di diverso rispetto a prima? Normalmente è ancora presto per dire perché non siamo al 100%, questo si vede, abbiamo avuto fatica a iniziare la partita, finché siamo entrati nella partita, questa è condizione fisica perché siamo arrivati da un ritiro molto difficile, però il tempo con il tempo vedremo cosa possiamo fare e cosa abbiamo migliorato e le cose che dobbiamo migliorare. Last one, why this season will be different for you? Perché sarà diversa questa stagione per te? I don't know. I cannot tell you. I've been playing 18 years, so I know what to do and play football. Obviously, the last 3 years has been difficult. If you have 2 surgeries and a hernia, is not easy. But I think the team knows when I'm here. I try to work hard and help the team, and
You know, I try to help them in a way that I can help them, and they will help me obviously. And you know, last year we were second, so it wasn't bad, but let's try to do better this year. Spera che la seconda stagione ovviamente sia migliore della prima, sono tanti anni che gioco a pallone, spero di aiutare questa squadra e spero altrettanto di ricevere un aiuto dai miei compagni di squadra. Complimenti, grazie a entrambi. Così Amir Rrahmani e Kevin De Bruyne è uno dei giocatori più attesi, De Bruyne, proprio anche per quello di cui stava parlando Massimo nella sua intervista. Pari con me? Sì, sicuramente è Kevin De Bruyne. È Kevin De Bruyne. È il primo anno, noi un anno fa lo salutavamo forse come il più grande acquisto dell'estate di Serie A. Poi lui lo ha detto, ha avuto dei problemi fisici, ha anche detto nel finale della scorsa stagione che non si sentiva proprio nel suo calcio ideale, ma sono altri discorsi. Per cui sicuramente Kevin De Bruyne è un giocatore che tutti attendiamo. Da capire come si incastra in questa squadra, da capire addirittura, faccio una mezza provocazione, se possa essere un 12° uomo De Bruyne, che entra dalla panchina in un sistema e sai, De Bruyne in una mezz'ora può fare quello che vuole in una partita potenzialmente. Pensavo che dicevi una provocazione tipo se potevano giocare Anghissà, Lobotka, McDominay e De Bruyne insieme. Quella non è una provocazione, Cioè... quello potrebbe essere il traguardo, però chi metti in altre posizioni? No, visti anche appunto i minutaggi delle sue ultime stagioni, potrebbe essere un grandissimo e decisivo 12° uomo De Bruyne, o uno come De Bruyne in panchina ci sta giusto alla prima di campionato. Allora, magari ne parliamo anche con Massimiliano Allegri, perché è già arrivato, è qui con noi, gli diamo il benvenuto. Buonasera, un piacere ritrovarla insieme a Massimo Golini. Buonasera, buonasera. Giustamente si parlava dei singoli, ma poi è stata una vittoria di squadra. Avete saputo soffrire nel primo tempo, siete cresciuti nella prima parte della partita e poi insomma avete legittimato una buona partita. Immagino sia soddisfatto. Lei ieri aveva detto, insomma, sono curioso. Questa curiosità è stata evasa? Perché la prima partita è sempre curiosità, perché poi conosco la squadra da un mese e mezzo, quindi anche nelle sostituzioni non conosci dei giocatori che quando entrano possono fare o non possono fare. Ci sono dei giocatori che dal subentro possono fare meglio di altri, quindi c'è stato un po' nell'indecisione nel fare le sostituzioni e poi invece sono stati veramente bravi. La partita è stata complicata perché comunque i primi 20 minuti il Genova ha fatto una buona partita, 25-30, dove noi abbiamo sbagliato tecnicamente molto nelle fasi di uscite e lì ci hanno creato un po' di difficoltà, qualche difficoltà. Poi più andava avanti la partita e poi la partita veniva dalla nostra parte. Beh, è una partita importante anche perché insomma getta le basi, i presupposti per lavorare bene, perché insomma adesso arriverà la Champions, i giocatori devono entrare in condizione. Da questo punto di vista mi sembra che avete raccolto sensazioni positive. Allora, la squadra sta lavorando bene, poi fisicamente comunque abbiamo giocatori grossi fisicamente e hanno bisogno un po' di tempo per andare in una buona condizione. Poi dopo, fra 10 giorni, 15 giorni inizierà la Champions e è normale che tutti devono essere pronti, perché quando giochi una partita di 3 giorni soprattutto c'è bisogno di tutti. E come sempre i cambi diventano determinanti all'interno delle partite, sia se sei in vantaggio sia se c'è da vincere. Per le domande sui singoli le lascio allo studio. Non so se vuole partire dai singoli Billy Costa Curta. Intanto. No, parto io, perché è vero, Max, che i primi 30 minuti sono stati in sofferenza, però in realtà se non ci fosse stato l'errore di Meret, probabilmente loro non hanno mai tirato in porta. Può essere un inizio buono, visto, almeno io quando cominciavo il campionato avevo sempre il terrore di non riuscire a giocare bene per la tensione, la prima è sempre stata un po' difficile. Invece alla fine, ripeto, a parte quell'errore lì, quella fase lì di sofferenza, alla fine non è che avete sofferto così tanto di tiri in porta. No, assolutamente, magari era la partita che ti portava a vedere cose magari un pochino più pericolose di quello che fossero state. Poi la prima partita comunque non hai le gambe che avrai tra un mese e mezzo e quindi credo che le prime partite siano importanti giocarle in modo ordinato. La squadra ha difeso meglio, ma credo che bisogna fare ancora meglio quando siamo vicini all'area, perché ogni tanto ci passano dentro, invece bisogna essere più bravi a non farli passare dentro. Però in queste partite, soprattutto nel primo campionato, devi sbagliare il meno possibile per portare a casa le partite. I ragazzi sono stati bravi stasera.
Walter Zenga? Ciao Max, sono Walter. Eh, Ciao Walter. una domanda così, visto De Bruyne, si può ipotizzare anche di vedere De Bruyne, McTominay, Anguissa e Lobotka insieme? Tanto tu sei bravo a mettere insieme tutti quelli che giocano bene, no? Basta togliere un esterno e mettiamo dentro uno che gioca dentro il campo. Bravo, esatto. No, a parte gli scherzi, cioè De Bruyne, Però no, sono contento perché Kevin De Bruyne è veramente, a parte che è un ragazzo straordinario, poi un giocatore che veramente fa delle cose troppo diverse, ma solo come ha calciato in porta nel momento del gol, ecco. Con la cattiveria con cui ha calciato, senza togliere niente a tutti i ragazzi che hanno fatto veramente una bella partita, ma lui è un giocatore, vede le cose che gli altri non vedono, ma è normale, ci sono pochi giocatori di quel livello lì. Posso chiederle, Allegri, proprio sul gol di De Bruyne, perché il Genoa reclamava per una presunta spinta di De Bruyne su Vasquez, come l'ha vista lei da bordocampo? Vedere la bordo campo laggiù, neanche quando avevo 15 anni che ho la vista a 10 su 10, era difficile, quindi non l'ho vista. Stefano, poi salutiamo No, io Allegri. invece volevo fare una domanda un po' più collettiva. Buonasera Allegri, perché io sono molto incuriosito dalle idee Buonasera. che lei può avere per questa squadra. Nel primo tempo lei ha sottolineato all'inizio qualche difficoltà e qualche errore tecnico nelle uscite e mi è parso di vederla chiedere alla squadra un palleggio più sereno. Questa squadra ha le caratteristiche nei suoi uomini per essere una squadra di palleggio? Perché io penso a Anguissa, penso a McTominay, penso agli esterni che avete, magari gente che è un po' più verticale, un po' più che va dentro, ma è una squadra che può anche diventare una squadra di palleggio puro? No, ce l'hanno nel DNA il fatto di poter palleggiare. È che bisogna, secondo me, ma è normale che sia così, che siamo solamente all'inizio. Ogni tanto imbuchiamo troppo presto senza avere la pazienza di allargare il gioco da una parte all'altra e trovare il momento giusto per andare dentro. Poi alla fine invece si è fatto il contrario. Quando bisogna fare possesso alla metà campo avversaria sul 2-0, facciamo possesso vicino alla nostra area. Quindi queste due cose vanno un po' invertite. Grazie Allegri, grazie per essere stato con noi. Ci Grazie a voi, ritroviamo. buona serata. Ciao Grazie. Max. Grazie, prima giornata si parte così. Intanto, prima di andare, tra pochissimo andiamo a vedere tutti i gol. Tornando proprio sul primo gol, come l'avete visto voi? E poi Allegri dalla sua posizione probabilmente non... Lo dico perché, come ci raccontava anche Riccardo Re, nel finale ci sono state un po' di proteste da parte del Genoa, proprio poi magari sentiremo De Rossi tra poco. Fallo sì, fallo no? Sono quegli episodi che naturalmente creano proteste e salutiamo anche insomma, il nuovo disegnatore arbitrale Orsato, anche per lui inizia la Serie A e sarà complicata. Allora, dico la mia, Vasquez sbaglia una cosa, lui è in vantaggio, ma non va per spazzare il pallone, va per favorire questo tipo di contatto. Poi il contatto c'è e c'è il braccio di De Bruyne sulla schiena di Vasquez e c'è anche un movimento in avanti del braccio. Per me Di Bello poteva fischiare. Non mi aspettavo invece un intervento da parte del VAR in effetti, perché la linea è stata ulteriormente alzata e questi sappiamo che sono episodi che vengono tenuti con la valutazione di campo. Però insomma, l'appoggio del braccio e il movimento in avanti del braccio di De Bruyne io lo vedo. Se vedi l'immagine dal basso, da dietro la porta, si vede l'arbitro, guarda qua, guarda l'arbitro cosa fa, Guarda, il giocatore viene spinto, guarda l'arbitro, si porta il fischietto alla bocca, cioè se lo porta verso la bocca, vedi? E poi lo tira giù. Evidentemente ha valutato la prima parte, quella che dicevi tu, del difensore che si mette tra palla e giocatore e non spazza. Poi qui abbiamo un difensore. Io vedo un fallo. Sì. Io vedo un fallo. Credo che ci sia di buono che ogni tanto i fischi preferiscono farne un pochino meno che un pochino di più, e questo io credo che sia una cosa positiva, però io questo lo vedo un po' come fallo. È un contrasto un pochino ruvido, però quel braccio che spinge secondo me è lì a dimostrare che poteva essere fischiato fallo. Chiediamolo anche a Diego Lopez, il direttore sportivo del Genoa, che è con Riccardo Re. Buonasera e benvenuto. Grazie Diego Lopez. Ci abbiamo provato. Lo ringraziamo. Il Chief of Football Diego Lopez del Genoa. Grazie anche a Riccardo Re. Abbiamo discusso, abbiamo fatto vedere gli episodi.
Quest'anno però vorremmo anche un po' cercare di inquadrare l'episodio all'interno della partita, come hai fatto tu, Walter, cioè giusto raccontare, come ha fatto anche Billy poco prima, cioè raccontare l'episodio all'interno dell'andamento della partita. Permettimi, non volevo circoscrivere il tutto a un episodio. Ho chiesto di spiegare il perché c'erano dei precedenti, perché noi probabilmente lo possiamo sapere, come ha detto giustamente Lopez, perché siamo qua e lavoriamo. La Questo gente è a casa giusto. magari dice qual è il problema. Ecco, tutto qua. Questo è giusto e poi è rispettabile quello che ha detto il Genoa, cioè la posizione del Genoa, però anche partire, è giusto parlare della partita a 360 gradi e siamo alla prima giornata, forse partire anche andando già a recuperare gli episodi dell'anno passato potrebbe essere un po' complicato se vogliamo dare... Cronaca attuale. Esatto. Andiamo a vedere forse gli highlights. Volete aggiungere qualcosa sulla questione o andiamo a vedere gli highlights, tutti i gol di quest'oggi? Andiamo a vedere i gol. Andiamo a vedere i gol. Andiamo in campo, quindi andiamo a vedere tutti i gol, partendo dai gol dell'Inter, anzi no. Arriva Vergara tra poco e quindi aspettiamo ancora un attimo. Intanto vi ripropongo una riflessione di Montolivo, l'ho sentita prima in telecronaca. Se stanno bene tutti e tre i titolari di questa sera, il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A? Qua c'è da discutere, c'è da parlarne. Allora, il fatto è che abbiamo parlato fino adesso di De Bruyne, che sarebbe il quarto di questo centrocampo, per cui non puoi più valutare un reparto con i suoi tre principali. Poi c'è anche il quinto che è qua. Che è Vergara, che ho detto poco fa, per me è un giocatore che dovrebbe avere una considerazione anche maggiore, perché ha davvero delle cose anche sul piano dell'intensità, del carattere, non solo tecnico. La rosa del Napoli ha elementi di prim'ordine sia in mezzo al campo che davanti, dietro vedremo. I 7 centrocampisti dell'Inter sono 7 potenziali titolari e sono tutti di alto livello, per cui ditelo voi che avete molte più partite di me se qual è il migliore. Intanto, visto che ci sta ascoltando già Antonio Vergara, ha fatto una super partita, gol, assist, parliamo sempre dei giovani, abbiamo bisogno dei giovani di talento italiani, ecco uno qui lo abbiamo in collegamento con noi, quindi è un piacere dargli il benvenuto, complimenti anche per questa sera con Massimo Golini. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, dove ti vedi più? Centrocampo o nel tridente offensivo? Così sciogliamo il dubbio. Ma Basta che gioco, dici. sì, anche in porta. Hai giocato molto bene, assist per De Bruyne, scambio di cortesie poi con il belga. È una vittoria importante, l'impressione insomma che magari fisicamente ancora non siete pronti, però avete già trovato un'ottima coesione. Sì, sicuramente non arriviamo al massimo delle potenzialità con le gambe, però sapevamo che era importante partire bene e siamo contenti di averlo fatto. Qual è il tuo obiettivo stagionale? Abbiamo parlato di Mancini, della nazionale, c'è il Napoli in cui ovviamente rivendichi spazio dietro tanti campioni. Il tuo obiettivo per questa stagione? Ma il mio obiettivo della stagione è sicuramente fare un passo in avanti rispetto all'anno scorso, quindi magari trovare minutaggio, qualsiasi, basta che si fa sempre un passo in avanti. Beh, hai cominciato bene. Studio? Chi vuole partire? Parto io, ho parlato così bene di Antonio. Ciao, buonasera. Allora, a me piace molto il tuo calcio, inteso sia come qualità tecniche che come spirito soprattutto. Tu dici la mia ambizione per questa stagione è fare un passo avanti e hai parlato di minutaggio, perché poi noi parliamo tanto del minutaggio da dare ai giovani, da dare ai giocatori che si affacciano alla Serie A. E tu pensi che sia meglio per te una stagione in una rosa così altisonante, ma allenandoti tutti i giorni con loro e trovando spazio in una squadra che gioca per vincere ogni partita, o che comunque un ragazzo che deve fare esperienza in Serie A, che ha questo livello, debba avere tanti minuti per poter crescere? Ma sicuramente per me la partita è il miglior allenamento, come si dice, però anche allenarsi con ragazzi come Del Carpio, di Scott, di De Bruyne comunque ti dà una mano a migliorare, perché puoi rubare sempre qualcosa. Però rispondendo alla tua domanda, sì, la partita è il miglior allenamento. Chiarissimo. Walter? No, io faccio i complimenti a Vergara perché
Tu lo sai, io batto sempre il tasto sui qualità, sui ragazzi italiani e tutto. Lui l'anno scorso è salito alla ribalta perché sono successe tante cose strane ed è arrivato lui a giocare e ha dimostrato di poter tranquillamente tenere il ritmo di un campionato di Serie A. Quindi i miei sono semplicemente complimenti, continua così perché abbiamo bisogno di ragazzi come te che alla tua età arrivano a giocare in campionati importanti. Qua c'è Billy Costa Curta che di partite ne ha fatte 1000. Quando era giovane era titolare in un grandissimo club. Sai che Walter, io credo che per lui sia veramente è circondato da troppi campioni per lasciare quella squadra. Non può, cioè io lo invito a rimanere perché poi fa crescere anche i difensori, perché essendo bravo, cioè in quell'ambiente lì, quest'anno c'è anche la Champions. A me piacerebbe vederti con quella maglia, poi puoi far quello che vuoi. Siamo d'accordo, poi fai quello che vuoi, tanto ma fai quello lì, che vuoi. Quando vai? Tanto fai quello che vuoi, tanto quello che fai lo fai bene, quindi non c'è problema. Grazie mille. Bocca al lupo. Ciao. In bocca al lupo, grazie ad Antonio Vergara. Grazie mille. Allora ci rivedremo al prossimo Buona serata. passo in avanti. Tutti i gol intanto, adesso ripartiamo dai gol di Inter Monza e poi andiamo a vedere tutto quello che è successo in questa prima giornata di Serie A. Rieccoci in diretta Sky Saturday Night. Allora, intanto torniamo ancora su quello che è successo al Ferraris, perché noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi Daniele De Rossi, avevamo già affrontato l'argomento del primo gol di De Bruyne e sulle le polemiche del Genoa, ma avevamo già affrontato l'argomento proprio con Diego Lopez. Daniele De Rossi però in conferenza stampa è tornato su questo argomento e quindi ve lo facciamo ascoltare. Penso che stavolta sia abbastanza evidente, no? L'altro anno eravamo qui a discutere di un rigore a fine partita, abbiamo aspettato open VAR per capire se fosse rigore o meno, avevamo la sensazione che non fosse rigore, ma era una cosa completamente diversa secondo me, un tocco c'era, una strusciata c'era, insomma era molto diverso da quest'anno, e quest'anno penso che non c'è una persona al mondo che abbia giocato a calcio, che abbia arbitrato una partita di calcio, che abbia visto le partite di calcio che potesse pensare che quello non era fallo, eravamo tutti fermi, nessuno avrebbe protestato, nessuno avrebbe detto niente. E penso che sia giusto fermarmi qui perché ho un'idea molto positiva del nuovo corso. Ho parlato con Orsato prima della partita, credo che ci sia bisogno di collaborazione, noi dobbiamo dargliela, ma ho un'idea molto negativa di quello che è successo stasera, cioè è meglio che andiamo avanti perché stasera è una delle cose più brutte che mi sono capitate da quando gioco a calcio. Qualcuno l'ho subita, qualcuno ho vinto qualche partita con degli errori arbitrali. Questa stasera è meglio che mi fermo, Allora è giusto però che qualcuno parli, perché giustamente, senza mettere in difficoltà il Genoa e il tecnico che hanno avuto un comportamento esemplare, è giusto però che noi come stampa diciamo che Di Bello lo scorso anno ha fatto 2 errori dove la classe arbitrale ha detto ha sbagliato. Quindi diciamo che questa sera, allora la dimostrazione è che è scarsissimo come arbitro, evidentemente non abbiamo prove per dire che qualcosa di peggio, perché non ci permetteremo di dirlo se avessimo le prove, ma è di una scarsezza, di una inqualificabile situazione che non si può accettare in un campo di calcio. Secondo me non è scarso. Allora è peggio. Secondo me non è scarso e secondo me gli errori dell'anno scorso sono errori che il cazzotto di Svilar a velocità naturale è difficile da vedere. Il rigore abbiamo capito che non era un fallo ma era un contatto, ma ce l'hanno spiegato dopo 2 giorni, noi eravamo convinti che non fosse fallo, ma poi sai, step on foot, ognuno ne diceva una nuova ogni settimana. Per me non sono stati episodi come quello di stasera, quello di stasera è diverso. Quello di stasera è diverso da tutti quelli che mi sono capitati l'altro anno col Genoa, è diverso da tutto. E spero di vincere qualche partita così e spero, vi prometto che avrò la forza di venire qui a dirvi che quello che mi ha fatto vincere la partita questa volta è stata una roba diversa. E queste sono le parole di De Rossi. Noi abbiamo insomma guardato l'episodio, commentato con Diego Lopez, l'avete analizzato tutti. Si vuole andare anche oltre, come dicevamo, inserirlo nel contesto di una partita, però chiaro l'episodio non l'abbiamo analizzato. L'episodio è incisivo, per non dire decisivo sulla partita, l'abbiamo analizzato, abbiamo detto che è un fallo questo, nel gioco del calcio è un fallo. Dispiace fondamentalmente un po' che alla prima giornata, primo giorno di Serie A,
si parli di designazioni che non rendeva sereno l'ambiente, queste cose. È un dispiacere puro, perché ci si approccia alla nuova stagione dicendo ok, ricominciamo, parliamo di calcio, parliamo di come gioca questo, parliamo di campioni che arrivano, giocatori che possono fare la differenza e si torna lì. Io sono d'accordo, capisco la frustrazione del Genoa, perché questo è un episodio in cui l'arbitro ha sbagliato a non fischiare. Però dispiace, insomma, di ricominciare subito così. Però Stefano, De Rossi è ancora una volta superiore come comunicazione, come modo di esprimersi. Cioè, non ha detto cose in più o che tendono a creare ancora di più polemica. Cioè, è stato bravissimo, a mio modo di vedere, De Rossi. Come no? Però che cosa vuol dire quando dice non è scarso? Cioè vuol dire che ha sbagliato per altri motivi? No, perché Allora il giornalista bisogna gli ha poi capire chiesto, cosa no, il giornalista gli intende. ha detto è scarso e lui ha detto no, non è scarso. Cioè, ha spiegato benissimo, cioè, è evidente quello che ha detto. Sì. Questo insomma è quello che stiamo raccontando anche nel... No, io la interpreto quella, per un'interpretazione mia, come un allontanare un giudizio che era stato secondo me un po' greve, scarsissimo, ok, in quel senso. e non un'apertura verso altro tipo di Ok. visioni. Io la interpreto così. Poi non lo so, bisogna chiederlo a lui. No, è giusto anche insomma capire l'interpretazione poi che ognuno può avere di quella dichiarazione. Giustamente tu puoi dire voleva allontanare il giudizio negativo Io rispetto la a quello che aveva interpreto chiesto così. il giornalista. Abbiamo altro da aggiungere su questa questione? Se no andiamo poi sul Milan, anche sulla giornata di domani. Abbiamo le parole di... Ciao amici napoletani, bentrovati. Voglio partire subito da voi perché dopo l'esordio del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri c'è davvero tanto da commentare. Che cosa ne pensate dell'analisi post partita? Vi è piaciuto questo primo Napoli targato Allegri? E soprattutto, come avete vissuto questa vittoria per 0-2 in trasferta contro il Genoa? Perché non è stata una partita semplice, non è stata una gara dominata dall'inizio alla fine, ma il Napoli ha avuto la capacità di aspettare, soffrire quando serviva e poi colpire nel momento decisivo. E naturalmente c'è anche un episodio che farà discutere, il gol di Kevin De Bruyne, arrivato dopo una giocata di grande forza e qualità, che ha finalmente sbloccato una partita rimasta a lungo inchiodata sullo 0-0. Ma andiamo con ordine, perché la prima sensazione è sicuramente positiva, buona la prima per Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli debutta con 3 punti pesantissimi sul campo del Genoa e risponde nel migliore dei modi alla vittoria dell'Inter, che aveva messo pressione agli azzurri. Il risultato finale è 0-2 e soprattutto nella ripresa il Napoli ha mostrato una personalità diversa rispetto a quella vista nei primi 45 minuti. Il primo tempo infatti è stato abbastanza bloccato. Il Napoli ha fatto fatica a trovare spazi, il Genoa ha chiuso bene le linee e gli azzurri non sono riusciti a dare continuità alla propria azione offensiva, ma Allegri ha letto la partita e questa probabilmente è la cosa più importante da sottolineare. Perché nella ripresa il tecnico ha pescato dalla panchina le soluzioni che hanno cambiato completamente il volto della partita. Dentro De Bruyne e Vergara e improvvisamente il Napoli ha trovato qualità, energia, profondità e soprattutto la giocata che serviva per rompere l'equilibrio. Partiamo dunque con le pagelle. Meret, voto 6. Allegri lo sceglie dal primo minuto e manda immediatamente un segnale importante per quanto riguarda le gerarchie tra i pali. Alex però commette una leggerezza pericolosa nel primo tempo, sbagliando un passaggio con i piedi e regalando al Genoa una situazione potenzialmente molto pericolosa. Anche nella ripresa c'è un'altra imprecisione, ma complessivamente non viene chiamato a compiere interventi particolarmente difficili. Attento, ma ancora con qualche piccolo margine di miglioramento nella gestione con i piedi. Di Lorenzo voto 6,5. Una partita ordinata, attenta, senza particolari sbavature. Giovanni fa quello che gli chiede Allegri, garantisce equilibrio, copertura e quando può, prova anche ad accompagnare l'azione offensiva. Interessanti soprattutto le sovrapposizioni, prima con Politano e poi con Vergara. Rahmani, voto 6,5. Solido. Il centrale azzurro limita bene gli attaccanti del Genoa, soprattutto Colombo, e dà la consueta sicurezza quando deve impostare dalla retroguardia.
una prestazione concreta, senza fronzoli, esattamente quello che serviva in una partita così complicata. Rafa Marin, voto 6. Una prestazione diligente, ma con qualche macchia. Nel secondo tempo sbaglia un passaggio e una lettura durante una ripartenza del Genoa e concede una situazione che poteva diventare pericolosa. Poi arriva anche il problema fisico che lo costringe a lasciare il campo. Dall'81esimo entra Olivera, senza voto. Spinazzola, voto 6,5. Una gara particolare. Commette un paio di errori nella propria area di rigore, ma allo stesso tempo è uno dei giocatori più propositivi quando il Napoli prova ad attaccare. Spinge, cerca la giocata, accompagna l'azione e prova a dare ampiezza. Non è una prestazione perfetta, ma il contributo è positivo. Anguissa, voto 5,5. Non è certamente la sua serata migliore. Alterna qualche buon contrasto a movimenti in ritardo, soprattutto quando deve coprire. Gli manca un po' di lucidità e soprattutto il collegamento con gli altri reparti non è sempre efficace. Allegri capisce che serve qualcosa di diverso e decide di cambiare. Dal 66esimo entra Kevin De Bruyne e qui cambia la partita. De Bruyne, voto 7,5. Impressionante, entra e sembra quasi avere fretta di dimostrare perché il Napoli abbia deciso di puntare su di lui. Prima la qualità, poi la personalità, infine quella progressione devastante che lo porta dentro l'area e gli permette di realizzare il gol del vantaggio. Una rete che sblocca una partita complicata e che certifica ancora una volta la differenza che può fare un calciatore della sua esperienza. Ma non è soltanto il gol. De Bruyne dà ordine, qualità, verticalità e personalità. Quando il pallone passa dai suoi piedi, il Napoli sembra avere immediatamente un'altra velocità. Lobotka, voto 6,5. Nel primo tempo deve lavorare molto per cercare di far uscire il Napoli dalla pressione del Genoa. Non è semplice, ma Stanislav mantiene la consueta qualità nella gestione del pallone. Nella ripresa cresce insieme alla squadra e diventa uno dei riferimenti del centrocampo. McTominay, voto 6,5. Come spesso accade, è uno dei giocatori che percorre più chilometri. Va oltre i 10 chilometri e lavora continuamente per mantenere gli equilibri della squadra. Gli manca ancora la giocata decisiva, quella zampata che potrebbe trasformare una buona prestazione in una prestazione da protagonista assoluto, ma il suo lavoro resta fondamentale. E quando serve, Scott è sempre capace di tirare fuori una giocata di qualità. Politano, voto 5,5. Serata difficile per Matteo, non riesce a creare i pericoli ai quali ci ha abituato e anche in fase di ripiegamento sembra avere meno energia del solito. Allegri decide quindi di intervenire e dal 66esimo inserisce Vergara. Vergara, voto 7. Eccolo, il cambio che sorprende e che si rivela decisivo. Entra con un piglio da trascinatore, lotta, recupera palloni, corre, riparte e soprattutto non ha paura di assumersi responsabilità. Prima serve un assist meraviglioso a De Bruyne nell'azione del vantaggio. Poi, poco dopo, è proprio lui a trovare il gol del definitivo 0-2. Una prestazione che non può passare inosservata. Alisson Santos, voto 6,5. Prova a dare vivacità sulla fascia e nel primo tempo sfiora anche il gol, però la sua partita è caratterizzata da una certa discontinuità. Allegri decide di sostituirlo e dal 66esimo entra Noah Lang. Noah Lang, voto 6,5. Buon impatto, punta l'uomo, cerca di entrare in area, prova a creare superiorità numerica e non si dimentica nemmeno della fase difensiva. Gli manca ancora il guizzo decisivo, ma l'approccio è sicuramente positivo. Højlund, voto 5,5. Il centravanti danese lotta contro la difesa del Genoa, ma viene controllato bene e soprattutto trova pochissimi spazi. Østigard gli rende la vita difficile e Højlund non riesce a incidere come avrebbe voluto. Ha anche una grande occasione sulla giocata di McTominay, ma arriva in ritardo e non riesce a trasformarla nel possibile vantaggio. Dal 78esimo entra Lorenzo Lucca. Lucca, voto 7. E questa è un'altra indicazione interessante. Entra con personalità, dà profondità, allarga il gioco, combatte su ogni pallone e soprattutto permette alla squadra di respirare nei momenti in cui il Genoa prova a reagire. Sembra avere una luce diversa, una convinzione maggiore, e questo potrebbe essere molto importante per il proseguo della stagione. Infine Allegri, voto 7. La sua prima partita sulla panchina del Napoli termina con una vittoria e soprattutto con una sensazione precisa. Il tecnico ha saputo leggere la gara.
Il primo tempo non è stato brillante, ma la partita si è trasformata nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. De Bruyne e Vergara hanno cambiato completamente l'inerzia dell'incontro. Il belga ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha contribuito alla costruzione dell'azione che ha portato al raddoppio di Vergara. Anche gli ingressi di Noah Lang e Lucca hanno dato qualcosa in più alla squadra. E allora, se questa è la prima risposta del Napoli di Allegri, possiamo sicuramente dire che l'inizio è incoraggiante. Non bisogna però esaltarsi troppo dopo una sola partita. Il campionato è lungo e ci saranno partite molto più difficili, ma vincere subito in trasferta, su un campo complicato, dopo una gara rimasta bloccata per oltre un'ora, è un segnale importante. Il Napoli ha dimostrato di avere qualità, esperienza e soprattutto una panchina capace di incidere. E poi c'è De Bruyne. Quando hai un giocatore del genere puoi anche attraversare una partita complicata, sapendo che prima o poi può arrivare quella giocata capace di cambiare tutto. E oggi è successo proprio questo. Adesso voglio sapere da voi. Che voto date al nuovo Napoli di Allegri? Vi è piaciuto l'approccio del tecnico? E soprattutto, secondo voi De Bruyne può diventare il vero uomo simbolo di questa nuova squadra? Scrivetelo nei commenti, perché il campionato è appena iniziato e questa vittoria in trasferta contro il Genoa può rappresentare un punto di partenza molto importante. Se avete apprezzato questa analisi lasciate un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdere le prossime analisi post partita, le ultime notizie sul Napoli, gli aggiornamenti di mercato, i dibattiti e tutto quello che accadrà intorno alla squadra azzurra. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Forza Napoli sempre!